Ebbene, benioso, queste sa de 4 puntadas de Trassardo e Profano, su festival che con Enrico Picchi e Jonathan Dalla Mariana che devo sposto direttamente a intro di internet, che devo su posta interessa televisione, può contare storie, di musica, cultura popolare, canti, strumenti, Jonathan. O canno Dio deppia inventare diversamente, poi È sta andata di asi. e l'ompio questa non ci sono manche itta. Sì, ci sono sticchio sempre il nostro suono, la nostra sa tradizione nostra. E ho cercato di biuga è più facile, no? Di pigliare un aereo a Zerriai è meta più facile. E se io sull'ompio su fino A tiravate sul a sta mondo. travate sul mondo. È una cosa spantosa questa Eh. a maniera nostra. Come? Savadiamo sul video e poi entravo in lettura in questa puntata. Questa puntata poi si piccava su con mano e poi su giro, manco pitticco, andavo No, atteso. tocca da si ponni un bello maglionetto, una bella sciarpicetta per Poi rompere. Poi su video e tornavo su subito con i primi ospiti di questa puntata. E ho subito questa cosa spettacolare. Noi non siamo abituati a tenere strumenti di una certa Misura. sì, poi su chi viene da su questa misura. Viene da questa parte sul mondo, come intendavo prima. Sono ospiti che tenevo su appunto artista, esti Tania. Non mi faccia stare su sangue su, non mi ha da entrare mai in conca, ma Tania esti cogliata in scrocca, con Aldo, amico che è data, si conosce di ora, con Aldo Piras, sonadora, si può andare, sonadora, de Salterio, mancai Issa non duneri in questo modo. Tania. Ciao, bene intanto. E Aldo. Saluti a tutti. Ho canno di sé scampato e perdi che anche denti sono in migliore 60 morti. E questa deppesi che Santo Simone è una festa che ti fa di Simone. torrai Non pica su dell'efono. No, Il non- Santo Simone non pica su dell'efono. non pica nuda, Non ma dia corrente. Ma non pica nuda, ma voi si piccai di tutti. Quindi, come Anna Aldo, mi sono sravato di tante cose. Non sono dei scanna di movimento che tu... È delicato, e qui c'è una trentinell'ola, sa che giusto, una trentinell'ola, ogni allola è un ring, diventa È un viaggio. È una festa che dura da 3 mesi, è spettacolare.
Ehm, Tania, scusaci per questa sfuriata di San Simone che quest'anno è mancata, Dovuta. però la recupereremo presto. Raccontaci subito del tuo arrivo a Escolca in Sardegna e di quello che fai, facevi e che fai qui, che ci hai fatto sentire. Ciao, grazie per la domanda. Comunque ci siamo conosciuti con Aldo già 20 anni fa, quando venivo qua in una famiglia italiana, eh, per prendere un po' di sole di Sardegna, per prendere un po' di aria buona che c'è qui. E quindi ci siamo conosciuti così e dopo 20 anni ci siamo rivisti perché sono venuta a trovare questa mia famiglia italiana. E poi sono rimasta qui e è da 3 anni che abito a Escolta. E lo E, strumento? L'hai portato e ho da portato anche subito? il mio strumento, certo. Secondo me è da gatta una scrocca Si strumento, si strumento da da comprare, si da Aldo, comprare, ho visto che dai ma Aldo, strumento. Aldo, c'ha più Aldo, subito, dei largo, no, aspetta ascolta, raccontaci che strumento è e soprattutto come si dice in e russo. come si dice nella tua lingua. Allora, il mio strumento si chiama zimbali. Possiamo dire che è un tipo di salterio slavo, perché questo strumento era già conosciuto migliaia di anni fa, perché il primo conoscimento, diciamo che era già in Mesopotamia, terzo, quarto millennio avanti Cristo. Poi da lì questo strumento è andato in tutto il mondo, perché i vari tipi di questo strumento noi troviamo oggi in Cina, in India, in Germania, in Bielorussia, in Ucraina, anche in Canada. Questi strumenti hanno diversi nomi, per esempio Osantur, Salterio, in Bielorussia si chiama Zimbali, in Germania lo chiamano Hagre, quindi hanno diversi nomi, ma il sistema è rimasto come era migliaia di anni fa. Quindi questo strumento ha tante corde e si suona con le bacchette che poi vi faccio vedere anche. Ok, quindi è uno strumento a corda che si suona Sì, orizzontale, ma sì, sì, sì. Zimbali ha a che fare con cembalo, cioè col battere sulla corda, un po' come nel funzionamento del pianoforte, dove la bacchetta batte sulla corda. Allora, diciamo la verità che c'è una ricerca che dice che il pianoforte è uno strumento che è nato grazie a timbali. Successivo Ah, ok. Sì, sì, al salterio praticamente, un po' una sì, a ricostruzione che statuetto. grazie alle ricerche, anche perché Tania dice che arriva, è datato, Vabbè, la datazione hai detto al 1000 avanti Cristo, 1500 avanti Cristo, quindi Terzo terzo, millennio avanti terzo Cristo. millennio avanti Cristo, Sì, quindi eh, un cugino è stretto cose delle nulle. Launedas addirittura, Potrebbe perché potrebbe essere. essere. Ecco, voi voi a Sallo Pantadorra. Ma nosu de quando non è usudente a che fai direttamente con Tania, con su Salterio, però tramite un altro festival a cui partecipavo, io con Tania, però poi deo tramite Aldo di Antendia, su sono gussu e tornato sempre ai gui. Tania, senti, ma adesso sei lontana da casa, però la cultura popolare va dove va il popolo, dove vanno le persone, dove va chi ha conservato la tradizione, la competenza, la mano di quello strumento. Ma oggi la cultura popolare della Bielorussia e la cultura popolare legata a questo strumento è ancora molto viva, tu sei giovane, ci sono altre persone che come te suonano, esiste un movimento culturale intorno a questi strumenti. In Bielorussia oggi abbiamo una cultura molto, molto sviluppata e ha due direzioni, diciamo, perché una direzione è quella tradizionale, e Zimbali si usa nei gruppi musicali per suonare proprio la musica tradizionale. E poi, siccome questo strumento è stato già modernizzato, è diventato cromatico, non è come la Unedas, perché la Unedas è uno strumento che è rimasto tradizionale. E i timbali invece sono stati modernizzati e adesso
anche un'altra direzione è accademica. Quindi si può suonare già qualsiasi brano, sia classico, jazz, non solo la musica popolare tradizionale. Però esiste anche un sistema educativo per suonare questo strumento. Quindi possiamo dire che è molto molto popolare e continua a vivere, continua a svilupparsi oggi. Invece sono curioso di sapere, visto che sei Skolka, vivere nei piccoli paesi della Sardegna ti dà la possibilità di entrare in contatto diretto con le culture più autentiche nostre, cioè non la cultura folcloristica superficiale, ma con le competenze vere delle persone che poi fanno musica, conoscono e cantano e hanno quei saperi. Quali sono le vicinanze che hai trovato con la tua cultura e se le hai trovate delle vicinanze? E abbiamo comunque trovato anche delle parole che si pronunciano quasi uguali. Sì. Quello devi dire Aldo, però. Cibuda, come? Ah, Cibuda? Cibuda e Cibula in bielorusso. Quindi non solo la musica, ma anche... Quando Aldo ti fa arrabbiare, gli dici, sei una con che ci vuole. Una cosa. E poi c'è in russo 4, Citiri. Ti dico Citiri quando voglio che stia zitta. Ah, Dai. Citiri. Ah, beh, 4 però però vuol dire 4, quindi... Sì. Basta fare così. In qualche Aldo ha saibato, lo ti vado a comprendere, si convinto. Hai Oh, gesto. insomma. Bellissimo. Comunque voglio dire che le tradizioni sarde, io ho trovato che sono molto, molto autentiche e quindi anche in musica, diciamo che io ho suonato con uno ragazzo giovane che si chiama Paolo Olianas che abita a Escolta. Anche un paio di volte abbiamo suonato insieme, quindi conosco un po' di balli sardi, di musica popolare. Poi l'ultima mia esperienza era in una sala del Conservatorio di Cagliari e abbiamo suonato insieme con il maestro Luigi Lai anche. E quindi è stata un'esperienza bellissima per me. C'è solo una cosa che mi mette in difficoltà perché ogni musicista sardo che suona o la unedo, se suona la fisarmonica, suona nella sua maniera. È difficile di ripetere. Io cerco di capire come funziona questa musica sarda, ma ogni musicista propone quello che sente lui dentro la sua anima. Io vedo così. Tania, questo perché tu hai una base, una formazione tradizionale oppure perché tu hai avuto una formazione più Accademica. accademica? Esatto, come funziona lì da voi? Allora, sì, sì, è giusto. Io sono laureata in questo strumento e quindi diciamo che la mia educazione è accademica, però ho avuto molte esperienze di suonare nei gruppi folcloristici sia in Bielorussia e poi io ero anche direttrice d'orchestra degli strumenti popolari e quindi conosco molto i brani che caratterizzano la musica tradizionale bielorussa, russa. E qua adesso sto cercando di capire anche la musica sarda. Si differenzia manna da una tradizione russa, in questo caso della Bielorussia, che adesso sono nascenti e studiano questo strumento, che è tradizionale, poi si evolve, Certo, diventa poi fa la tira una solo formazione accademica. In noi questa cosa si manca che esisteva già a di oggi, penso che a quest'ora hanno furiato su... Il Launedesa hanno furiato a Vrimmasa o Iscaresciasa quasi. Il Launedesa, sì. ma tutto Calesi di strumenti. tutto le altre arti che tengono su noi in Sardegna. Allora, Tania, il nostro tempo è finito. Quindi adesso lasciamo a te di chiudere questa parte di questo incontro facendoci sentire la tua musica e ci salutiamo così. Noi vi ringraziamo, siete bellissimi da vedere,
in questa inquadratura, in questo piccolo quadro e insomma avete dato una sensazione veramente di mondo, di internazionalità, ma anche di grande vicinanza e quindi siamo contenti, speriamo di vedervi presto di persona e vedere anche te avere la possibilità di suonare di nuovo davanti alle persone come è giusto che sia per ogni artista. Spero di fare luogo. Lasciamo a te. Grazie di tutto, io provo adesso a avvicinare due balli, bielorusso e sardo. Non lo so cosa esce, vediamo.
Insomma, che dire, iniziamo alle cose in sardo, va, noi sì, però entre noi se le cose in sardo, via trovo questa casi praga da diasi, però ti preguntavo su subito da presentare sul gruppo e poi alle cose con tu, assumo di questa bella cosa che io si intendi come. Perfetto. Allora, noi siamo un gruppo Armonica, io parlo un po' in italiano semplicemente perché i ragazzi sono tutti già hanno difficoltà, mi spiego un po' più l'italiano, però sono bravissimi. Siamo nati praticamente un paio di mesi fa, quest'anno come gruppo, però per esibirci un pochettino. Ci chiamiamo Armonica, in realtà ci chiamiamo Armonica. Poi abbiamo sbagliato su Facebook e siamo diventati Armonica e Ciccia. Questo noi siamo Pietro Palinazzo Calarescu, Ela Darwish, Mukhtar Darwish e Michel Saba. Rispettivamente siamo io sardo, Tiziana Piasti che oggi non c'è, che è sarda, Mukhtar siciliano, Michel siciliano e Aldo della Tunisia. Ci siamo conosciuti circa 2 anni fa quando sono arrivati in Sardegna Mukhtar e Michel, a casa appunto di questa nostra amica Tiziana. E niente, abbiamo iniziato un po' a somigliare queste cose. E da lì è nata un po' questa cosa qua. Loro fanno la loro musica, io un po' la nostra, loro conoscevano alcune canzoni che dopo faremo sentire in comune con noi. Dopodiché loro all'università hanno conosciuto Azza che canta e allora abbiamo catturato. Tu suoni con diverse formazioni, si parla sempre di strumenti a corda. La musica popolare, veramente, soprattutto quella del Mediterraneo, sembra non aver confini, è come se tutti ci affacciassimo su uno stesso cortile dal punto di vista culturale. Cosa hanno trovato i tuoi compagni di viaggio nella musica sarda di simile a quello che fanno loro? E cosa hai trovato tu nelle loro culture, in qualcosa che assomiglia alla nostra? Diciamo da subito che forse la musica araba è proprio l'antenato della nostra musica. L'oud, che è lo strumento principale, segue esattamente le note del canto. Fa qualche abbellimento, però segue esattamente quello. È un po' quello che io sento quando vengono suonate l'anellas per accompagnare magari cosa ha messo in chorus, i vari canti religiosi. È una cosa che non hanno più tutte le musiche, è una cosa strettamente legata a quello che oggi è la musica popolare, è una cosa abbastanza antica perché prima noi abbiamo creato la polifonia, quindi ci basiamo magari di più sugli accordi, fatti con la chitarra che suona melodia, accompagnata completamente così. E questo si sente molto nella musica sarda, anche nella musica irlandese, un po' nel flamenco ovviamente, però diciamo che rimane una cosa che è strettamente legata alla musica ritmica, questo modo di suonare, che è anche molto antico. Noi l'abbiamo abbandonato, penso, dopo il Medioevo, di suonare così. Nel Medioevo si suonava così. Secondo tu, su chi zona da
lo ud. Con su che noi ottentu l'ompendo de 800 su fruzzi, poi Deus la data precisa non la conosco. E noi è l'ompiu primo di tutto su sa mandola o su mandolino, no? In mezzo al logo de sa Sardegna, de su sulci sa gaddura, si suona da sa mandola. Fruzzi prima dell'ompi sa chitarra. Sì. Esti uno di lompiti de gusto strumento che suona da Sammy tu? Sicuramente, per forza di cose, ma come in grandi parti d'Italia, cioè col mandolino napoletano, insomma. Però è vero che in Sardegna si suona molto la mandola. Io, se non mi sbaglio, io sono originario di Pozzamaggiore. Mi ricordo che in un libro di fotografie antiche di Pozzamaggiore c'era una famiglia, se non erro, con alcune donne che suonavano proprio il mandolino. E uno utilizza il mandolino napoletano, invece comunque in Sardegna veniva molto usato. Adesso non so se portato dai continentali, così, però il mandolino prima in Sardegna veniva molto usato, adesso non mi ricordo il nome purtroppo, però uno dei più grandi mandolinisti italiani è stato un Cagliaritano, perché a casa sua quando era piccolino lui voleva suonare il violino e il padre gli ha detto no, non ce l'ho il violino, c'è quella cosa appesa al caminetto che il mandolino suona di quello, quindi comunque il mandolino era presente molto in Sardegna. Se uso torrendo parla de non ci canto tempus, poiché poi esiste ancora sa contaminazione de sa mandola o su mandolino che suona da con un particolare canto a tenore che adesso voi in gaddura su canto a taja per esempio, oppure in su sulcis posso fare un esempio de su de saida de gonnesa che sonanta su ballo con sa mandola, quindi sicuramente noi se uso torrendo in pallasa commentano Pietro sa musica araba a di esti commenti che sia da sa mamma de tutto su gli strumenti primordiali se commenta questioni dei launedas che ancora in noi sagattanta e potentessi voi su sa mamma o su babbo de gaitas o zampogna certo. eccetera eccetera. Basti pensare che per esempio in Corsica c'è la cettera corsa che è quello strumento con adesso 12-14 corde, insomma, che ricorda molto lo wood, e lì viene usato per accompagnare i canti popolari. È la Corsica, insomma, sono i nostri fratellini, dai. Però lui ci può stare che dico precontare se si fa scurtare una tira cosa e mancare qualche cosa che in questo 2 anni so che si è cominciato a suonare vari si rappresenta e che in qualche maniera è emblematica per questo ponte culturale che è fatto in Inter Sardegna e Sosati non lo so. Una canzone molto antica, facciamo così, visto che comunque noi per 400 anni siamo stati un po' spagnoli, noi sardi facciamo una delle prime canzoni che nascono appunto dalla mescolanza tra la cultura araba e la cultura della penisola ispanica, facciamo così.
Ti quero preguntar duas coisas. Uma este a suba de itta che risfai de como call'este del suo tempo su benidoi de chi bidesi commenta il gruppo musicale e canta educazione a sa cultura musicale di agherete può comprendere, può apprezzare, può promuovere un tipo di musica come te gusto che vi usate, che è musica popolare però portata a sa modernità, a sa evoluzione, a si studi. Beh, allora, noi come gruppo adesso abbiamo bisogno di studiare. Purtroppo questo tempo di pandemia che abbiamo vissuto ovviamente ci ha distanziato un po', è stato complicato. Azza adesso tornerà in Tunisia in estate e poi ritornerà di nuovo per studiare qua. Sicuramente intorno a settembre-ottobre, quando si ritornerà, cercheremo di focalizzarci su più contaminati possibili, quindi cercare di mischiare qualche brano di musica sarda, magari di musica più brani spagnoli, insomma questa cosa, perché affinità ce ne sono tante. Un'altra cosa importante che volevo dire è che loro usano ancora le scale temperate per suonare, una cosa che noi usavamo prima, ne parlavo da poco con Enrico, che nelle Lomedas si usavano le scale temperate. E anche questa è una cosa antichissima che abbiamo perso. Loro hanno molte più note di noi nelle scale. Questa musica, diciamo che in Italia gruppi che conoscono, in Sardegna non ne conoscono gruppi che facciano esattamente questo tipo di musica, magari in spagnolo. È importante perché fa parte della storia della nostra musica. Cioè senza questi strumenti non so cosa sarebbe stata esattamente la nostra musica, ma questo è proprio il principio, forse il principio di tutto. Pietro fai de tramite de una musica de Sant'Igorio a sa chi intendeu su moi, chi provau su a e non vago commenti su ballusardo di questo tempo, c'è gente meda che suona, danno riuscito moi questa musica, chiaramente manca in Tunisia o in Siria, nei vidas arabas, e si chia meda per dessa nostra, però è sempre e commenti a da giocare da ingolli a un tempo su Certo. Benidore. Certo. Pietro, questo tu fai già finché con l'esatto gruppo, se no sono io connotto con un altro genere, con il matchup, funti amico nostro, sono una cosa che anche commenzavo su festival proprio delle prime edizioni. Si usa la canna di musica andina. Sì, io su questione di musica su Cile, su Messico, su Perù. Pietro con l'esatto su amico, su fanti ingolenti, questa musica in terra nostra. Frozzi questa è pago più su ascoltata. Apprezzata sicuramente. È pago più apprezzata in noi. Questa adesso sta a distanza adesso tempo su chi pare che ancora non è still'ompia, però penso che c'è gente competenti come Pietro e amico su Azza, Michel, Mukhtar, penso che si possa apprezzare ancora di più. Pietro,
fu di mezz'ora provando ad andare da Mukhtar, mezz'ora fu mezz'ora fende sa sprova a volare da Mukhtar, mezz'ora E ci credo. Mi senti? Mukhtar, perdonami, Oh, noi si tornamo su grazie a Pietro, spero di si vuole intendere del luego d'orra in sa sparza, in ghiriauso de sa gente, poi sa musica che era essere inghiriata e questa distanza a doll'umano, insomma, non si Tocca fa ad da essere in combattere. condizione come te gusta chi io scriffio. Poi come si tornò su grazie e si intendeva sul luego. Grazie a vosaltros. Grazie, ciao, 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 grazie. ciao. Esisto Raus, ho visto un cantichetto di un concerto del Next Mediterraneo Sì. fatto proprio in su festival tra sardo e profano. E chi ha ordinata questa cosa è in collegamento con noi. Sì. Chi è in collegamento con noi? Andrea Congia. Ciao Andrea, ZBS? Salute attore, salute Gio, sì, buongiorno. Andrea, ho visto questo cantichetto di questo concerto. Next Mediterraneo è questo progetto che per tocca da musica, musicista, di tutto sul Mediterraneo. Si vuoi se contavo con questo progetto?
Sì, il progetto Next Mediterraneo è un progetto aperto, un progetto open, che ha l'obiettivo di mettere insieme musicisti di varia estrazione che provengano da qualsiasi parte del mondo, in verità. Intendiamo questo Mediterraneo come il prossimo Mediterraneo, un luogo ideale di contatto, di confronto, di dialogo, di mescolanza, ma anche di comprensione reciproca e di azione sinergica. Quindi quello che abbiamo fatto al Festival tra Sardo e Profano è appunto mettere insieme i nostri strumenti, alcuni stilemi della nostra tradizione musicale, mettendone insieme ad altri apporti strumentali, percussioni, strumenti cordofoni, strumenti inventati, il fischio, il canto. Andrea, tu in questo anno hai fatto molte cose differenti. Prima di tutto, posto in Paris, meda gente, con il suo progetto stuoso, con un significante, ma vinta sa companzia tua. D'ogni volta di stati sempre gente differente, de musicisti, ma vinta attori, attrici, persone di cultura. E in questo anno ti sei impegnato un metodo per provare a fare arrivare in ogni luogo della Sardegna sa cultura issoro, no? Senza inventare nulla, questo che zai di avvidi e chi nemmos o pagos conoscente. Qual è il suo ruolo Sì. dessa cultura popolare in sa crescita culturale dessas persone? Dunque, tutto l'operato della Casa di Suoni e Racconti, l'associazione culturale Tra Parole e Musica, che in qualche modo conduco, che collabora con l'associazione Simponia e tanti altri operatori nel territorio, è fondamentalmente lo scopo di far conoscere ai sardi i sardi e al mondo potenzialmente i sardi e ancora di più, ad un altro livello ulteriore, ai sardi il mondo. Attraverso la bellezza o quello che può essere per noi la bellezza, uno stimolo, un pungolo per attivare una riflessione. Gli strumenti musicali della nostra tradizione, il canto polivocale, il cantare insieme a più voci, la nostra letteratura è in lingua italiana, è in lingua sarda. Sono, come possiamo dire, i protagonisti di tutto il nostro operato, sia nell'area del Cagliaritano, ma anche in tutta la Sardegna e anche in Italia. Quindi gli elementi culturali propri della nostra tradizione, sia nella loro connotazione storica, ma anche nella connotazione del tempo presente, sono la forma, sono l'energia che cerchiamo in qualche modo di presentare costantemente in questo eterno presente per cercare di attivare una riflessione di natura identitaria, che non è fissa e monolitica, ma al contrario capace di aprirsi costantemente al mondo. Tanto tutto questo che Andrea ha now del suo progetto su, ma tornando un parla del Next Mediterraneo, io lo posso confermare, poi da quando si conosce con Andrea, ormai poteva passare su 7-8 anni, se Andrea manca i 10, no? Manca i 10. Mi ha zerriato Carla, una collaboratrice di Andrea, che lavora con Andrea, poi vai patti su che fu dando un progetto si è zerriata Grande Madre, che poi è diventato, si è firmato, Andrea da trasformato è diventato Faulas, e nulla è scontato, perché Faulas è un progetto che viene da strumenti tradizionali, come i schizonue, ma sa chitarra, sintetizzatori e parti elettronica su basso, tamburo, sa cantanti, medas cose, sa chi piganta questa tradizione nostra e da stravolgenti, da trasformarsi in ogni maniera simpatica o trista, poi non per forza si usa questione di cose allegre. Se faulas, proprio già il suo nome narra proprio che si usa contento faulas, non tutto su chi narra queste verità e viceversa. Ma può uscire verità però!
ma può uscire in verità. E Andrea Narausuca, in tutto su chi dopo collaborare con Andrea in Faulas, che è tuttora Biu, Next Mediterraneo, come Andrea, un progetto che è dinamico, è sempre aperto, si adatta in ogni situazione, acciappa da artista e strumento su tutto il mondo e sono tampari. Ma poi ho piegato patti a altri progetti, come potete essere un anno sull'altipiano, e dopo ho piegato posto su posto di Andrea Viso, suonatore della UNEDAS e di altri strumenti in diversi concerti che io ho fatto in Sardegna e in Nord Italia, ma in Sestro in generale. E con Andrea quindi tutto questo discorso, tutto questo arragionamento da cattaso in ogni progetto su. È sempre una continua trasformazione, ma come è questa tradizione è tutto, non è una cosa che metà volta sa tradizione da inquadrare in una cosa prima di una certa parte del suo tempo. Invece no, non è sta lì, questa tradizione è sempre via, la UNED si fonte sempre via, per È esempio. mutanta. E cambia sempre. Quindi Next Mediterraneo è questo, ho linnato tutto questo. Andrea, hai il rapporto di Ada interessa la tradizione, se esperienza musicale più innovativa chi fai tu e chi fa in te altri musicisti. So. Dunque, la tradizione è qualcosa che ci ricomprende e che vede gli uomini come ultimi protagonisti, anzi, unici protagonisti. La tradizione quindi è qualcosa che dà energia anche allo sviluppo di natura artistica. Quindi piuttosto che, come diceva Joe, vederla come qualcosa di fermo, statico, immutabile, naturalmente rappresenta più che altro la scelta dei viventi nel nostro tempo presente. E quindi è un'occasione più che altro di eterna trasformazione. Per dire, Faulas, Next Mediterraneo, tutti i progetti riguardanti la letteratura sarda, abbiamo citato prima Un anno sull'altipiano, a tale proposito salutiamo Daniele Monachella, la compagnia Mab Teatro di Sassari e l'amico Andrea Pisu, maestro di Launedas, con i quali abbiamo creato ormai 10 anni fa questo progetto di tramutazione di un pezzo di letteratura in un evento artistico performativo sul palcoscenico. Dicevo, tutti questi progetti sono da immaginare come uno stimolo, come dicevo prima. Partiamo da ciò che è conosciuto o ciò che molto tragicamente non è conosciuto dai nostri concittadini, che è dimenticato, che non è al centro degli interessi, delle preoccupazioni quotidiane, e lo rilanciamo in un'altra chiave. Quindi fare innovazione, secondo me, il mio punto di vista, è in realtà creare più che altro dialogo. Altri artisti si occupano di frugare, sperimentare, trasformare, frequentare la tradizione, immetterla in contesti artistici più ampi, con, che ne so, elementi provenienti dai discorsi accademici, discorsi contemporanei, elettronici, jazzistici, performativi. La nostra prospettiva è che ogni contributo può essere sicuramente positivo e che può essere, come possiamo dire, anche di stimolo per la tradizione, ma a patto che la tradizione sia in qualche modo rispettata, ovvero che l'elemento identitario quantomeno sia non solo riconosciuto, ma che messo al centro della proposta per come la si dialoga, per come la si presenta, per come la si divulga alla popolazione, al pubblico, alla cittadinanza, alla comunità. Per esempio, durante le sinestesie di quest'anno, 2019, appena scorso,
la nostra rassegna di cineconcerti, ci siamo dedicati per esempio a questa grande innovazione tecnologica che è stata quella creata dall'ingegner Francesco Capuzzi sul Cittano, il quale ha inventato le cosiddette elettronedas, cioè una trasposizione, come possiamo dire, in un elettrofono delle caratteristiche principali delle launedas. E l'abbiamo fatta incontrare all'interno di un concerto chiamato Electronodas insieme a tanti altri strumenti provenienti dalla tradizione, dalla campana dei minatori che ad Arrepiccu in qualche modo presentava il ballo, fino ad arrivare all'armonica a bocca, fino ad arrivare alle trunfe. Adesso, tra tanti che hanno preso parte, mi ricordo l'amico Davide Melis di Silius, che si è prestato appunto in questa maniera polistrumentistico per insomma condire la nostra proposta. E proprio in quell'occasione pensavo che effettivamente spesso e volentieri è l'assenza di conoscenza che non permette sviluppo, e nel senso interno della tradizione, e in un senso più generale artistico contemporaneo che ci vede coinvolti tutti a vario titolo anche senza volerlo. È un mondo geniale È su un chi, mondo geniale questo di Andrea. su chi Andrea andiamo da fuori, come annaude su chi esiste, di chi si indice Oscarescio, su fatto una persona come Andrea ne poteva toccare progetto su chi canta 100, 200, 300 artisti, se devono riuscire in 10 anni su questo, non poi più 1000 differenti. Andrea, Next Mediterraneo, vabbè, io più ho anno passato in sotto in Maddia del suo festival, ha fatto parte delle anteprime delle altre edizioni, ma è nasce prima ancora Next Mediterraneo. Dunque, intanto l'Orchestra Popolare Next Mediterraneo ha dato il suo contributo al progetto di Trassarde Profano, che, come voi sapete bene, come il pubblico sa bene, è un progetto tutto basato su un approfondimento sui nostri strumenti, sulle nostre pratiche musicali tradizionali sarde, ma anche con un'apertura nei confronti dell'esterno, dell'alterità, delle altre culture, della musica intesa sempre come elemento protagonista della cultura di un popolo, di una comunità, ma anche di più comunità, in un'ottica dialogica, come proponevo prima. Abbiamo fatto sicuramente la chiusura del Festival Trassarde Profano del 2019, dove hanno preso parte una dozzina di artisti provenienti veramente da diverse culture musicali, tradizioni, non soltanto appunto ancorate nella loro tradizione, ma anche all'interno di discipline artistiche contemporanee. Abbiamo fatto anche le anteprime, hanno preso parte veramente numerosi musicisti che adesso non posso citare, non posso elencare. Tornando ancora indietro nel tempo, vi racconto però com'è nata questa idea. Ed è nata all'interno del nostro festival di Casa di Suoni e Racconti, Festival delle Musiche dei Mondi, Ucronie, il nostro festival fantamusicale. Festival nel quale noi inventiamo mondi che non esistono e cerchiamo di immaginarci che musiche vengono suonate in essi. Era il 2018 e a Giorgino, nella spiaggia, ad un passo dal mare, dovevamo evocare il Mediterraneo del 5000 d.C. La penna del giornalista Pietro Picciao aveva tracciato più o meno i perimetri di questo mondo immaginario. Un Mediterraneo dove una pioggia di meteoriti ha distrutto l'Europa, ha distrutto le terre, e in luogo del mar Mediterraneo è invece rimasto l'oceano Mediterraneo. Cioè l'assenza di terra, quindi un mondo dove c'è soltanto il mare, dove c'è soltanto il cielo. E gli uomini hanno cominciato ad abitare le profondità marine, costruendo intere metropoli, sfruttando e succhiando tutte le risorse possibili in un'eterna ricerca di un'ulteriore fonte di energia, un'ulteriore fonte di risorse.
e i ministri di questa società del futuro, interrogandosi se andare o no nello spazio ad andare a cercare queste benedette, beneamate risorse, alla fine decidono che invece l'unica risorsa ancora da trovare è quella inesauribile della nostra volontà, del nostro impegno, della nostra voglia di costruire, di distribuire, di sfruttare in una maniera intelligente, equilibrata, sostenibile. E via. Questo rito che abbiamo evocato metteva insieme la cora del musicista gambiano Giali Suso, le mie chitarre, la voce della cantante Elisa Zedda, ma non solo, anche gli strumenti tradizionali del maestro Antonello Ghiani di Assemini, collezionista, costruttore di strumenti tradizionali sardi, ma anche di strumenti musicali di ogni parte del mondo. E ancora le sorelle Dentoni, cantadorasa, poetesse, improvvisatrici estemporanee, che hanno fatto su muttetto al cielo, al mare e alla voglia di riscatto dell'umanità. Creo che è preso serrao con tui a maniera giusta avadiande una cosa che ancora non chieste come vai tu in tutte queste cose nuove che proponi. È sempre un curri di fatto a una cosa che non esiste e che è sempre più bella, che te vai con su disizio di ognuno di noi, de bivi di sarte, se senza di essere uomini e femmine di questa terra in questa maniera più sfunguta. Non potevo serrare a mezzo di come ti ho serrato con tu e per questo ti tornavo su grazie a Devereo. Jonathan. Grazie Andre, sperando che subito dopo ti tornare a fare questa, sì, questa bella squadra musicale, no? Spero che... Io spero quest'anno di poter, sbirri permettendo, di poter realizzare qualcosa dal vivo, di poter creare una nuova occasione di fare musica insieme. Questo si manca da metà a tutto, a chi ne combatte di spalcos e non fate spalcos, ma il concerto, se cosa penso che è stessa... Su disizio per un mano. Se ne fonte tirando sto sangue. E con questo disizio si salutava e si vedeva su chi da chi entra, altri ospiti e si chiede su questo viaggio tra sardo e profano. Noi siamo partiti su San Russia e su Baricao, sono Montes balcanicos, sì. Siamo tornati in Sardegna, ho fatto un giro sul mondo passando su Marocco e sa Siria. Grazie Andrea, si vede su chi da chi entra. Salute!